Alla Dinamo Santiago basta il pari nei 120 minuti, la Rivarolese è chiamata invece a vincere per staccare il pass per la finale playoff di seconda categoria. Girone C dirige l'incontro il signor Jacopo Torrazza della sezione di Genova. Grazie alle immagini fornite proprio dalla Rivarolese rivediamo insieme gli episodi chiave del match. Gli avvoltoi si portano subito in vantaggio, sulla rimessa laterale battuta dalla destra è decisiva la sfortunata deviazione di Erriu. Il giocatore della Dinamo Santiago sbuccia il pallone che termina in porta, alle spalle di Arteaga. È appena il terzo minuto e gli ospiti sono già in vantaggio. Ospiti che cercano il raddoppio poco più tardi, ma Arteaga devia in corner il colpo di testa di Cavicchioli. La risposta della Dinamo arriva con un paio di occasioni nell'area avversaria, tra cui la discesa di Mello e il suo tiro cross che non trova però l'angolo vincente. Nella ripresa ancora Mello ci prova da fuori, ma il pallone sfila a lato. Allora la Rivarolese chiude la partita. Cavicchioli lancia per Acquaviva, la sua sponda trova libero Thomas Bellotti che si gira e col sinistro sfonda la rete. 2-0 per gli avvoltoi e gol che li avvicina sempre di più alla finale con il San Giovanni Battista. La parola fine sulla partita la mette De Miri, appena entrato sulla respinta della traversa colpita ancora da un ispirato Bellotti. I gol di vantaggio allora diventano 3 e la Dinamo Santiago non riesce a trovare nemmeno il gol della bandiera perché Pelizza è brava a chiudere la porta a Piromalli e il compagno Cavicchioli allontana in corner. Finisce così vittoria netta della Rivarolese che approda in finale playoff e può festeggiare davanti ai propri tifosi.